Sì, si è conclusa un'attività che ha brillantemente finalizzato il Comando Compagnia di Conegliano. Parliamo dell'aggressione che il militare statunitense aveva subito il 28 dicembre in Piazza Calvi a Conegliano. Sono stati individuati in totale 7 soggetti di origine albanese, tutti tra i 19 e i 40 anni, residenti sempre nella zona, che attraverso le telecamere di videosorveglianza sono stati individuati, in particolare dall'abbigliamento riconosciuti, e per i quali la Procura ci ha consentito di eseguire un decreto di perquisizione che i militari della Compagnia di Conegliano hanno eseguito appunto nei giorni scorsi. All'esito hanno trovato dei vestiti, degli capi di abbigliamento che corrispondevano a quelli degli aggressori del militare americano. Ricordo che in quella circostanza il militare fu colpito da una coltellata, per fortuna non fatale. Nel prosieguo le perquisizioni hanno poi consentito di trovare anche una pistola a scacciacani, quindi priva del tappo rosso, una replica e 50 grammi di droga, che per questo motivo uno degli albanesi è stato denunciato anche per detenzione illegale di stupefacenti e di armi.